Nonostante l'occupazione femminile in Veneto si attesti al 62%, 10 punti in più rispetto alla media nazionale, la parità di genere rimane ancora lontana, perché quello delle donne è lavoro spesso sottopagato, precario e part-time. Le differenze salariali raggiungono il picco nei ruoli dirigenziali, 80 euro all'ora agli uomini, 53 alle donne. Nella fascia operaia la differenza è di 17 euro a 13 e ogni euro in meno, sostengono le donne della CGIL Veneto in assemblea al Teatro Comunale di Milano, pesa come un macigno che deve essere demolito. Differenze salariali, lavoro povero, part-time volontario sono solo alcuni degli aspetti che vivono le donne. La condizione reddituale è diversa dalle donne agli uomini, sia durante il periodo di lavoro che nella pensione. Siamo le più povere, siamo quelle che viviamo le condizioni di difficoltà maggiore. Anche il drammatico fenomeno della violenza di genere non potrà mai essere risolto, sostengono le donne della CGIL, se non si pone una soluzione allo squilibrio di potere tra i generi, a partire da lavoro e reddito, che rendono le donne libere di essere e di scegliere, anche di emanciparsi da rapporti tossici. Le donne hanno diritto di essere protagoniste dell'economia del paese, di avere un lavoro tutelato, giustamente retribuito, di avere la possibilità di esprimersi e di essere libere di scegliere, anche di emanciparsi da rapporti violenti. Per questo il lavoro è e continua ad essere fondamentale.